anzi il cavallo, il figlio di Rotation, ma i cavalli sono già nel pistino, agli ordini dello starter. Pronti? 1, 2, 3. Buono il primo segnale. Il più veloce è Potter Jet che prende il comando. Numero 4 Top Model Par squalificato. L'errore di Top Model Par. Poi abbiamo visto numero 6 Tiago Di anche il 6 Ruggi di Tiago Di Ruggi squalificato. fuori corsa. Intanto 200 metri in 16 con Max Castaldo che va dritto con Rivellino e passa al comando dopo mezzo giro. Quindi il Sauro in vantaggio davanti a Potter Jet, poi Uranio MDM al quarto posto, Naldo Benal che accenna l'anticipo su Severino, poi via via gli altri con Tuono di Venere in quarta posizione alla corda davanti a Stargriff Italia. Intanto siamo ormai in prossimità dei 600 metri, passati dal Sauro di Andrea Vitagliano in 47,4. Quindi Rivellino in vantaggio davanti a Potter Jet e Uranio MDM e Tuono di Venere. Questo è il treno alla corda. Poi al largo è Naldo Benal che avanza gradatamente sul battistrada, che completa il giro in 1-3-1. Quindi Max Castaldo sempre davanti con Rivellino. Ora al largo di Naldo Benal, rompe gli indugi Quincy Frontline, lo svedese di Vincenzo Luongo che arriva ai fianchi del battistrada. Intanto va via il chilometro in 1:18,2, sempre in vantaggio Rivellino, ma fa sul serio questo Quincy Frontline, lo svedese che arriva ai suoi fianchi. Naldo Benal nella sua schiena davanti al numero 8 di Severino e al 9 di Stargriff Italia, praticamente 4 pariglie. Il giro è percorso in 1:33,1, 14,9 qui di fronte alle tribune. Ancora in vantaggio Rivellino che percorre la curva in 15,4. All'esterno sempre Quincy Frontline con in schiena Naldo Benal, lungo la corda ancora tonico Potter Jet davanti a Uranio MDM, poi l'avanzata all'esterno di Severino. Siamo sulla retta di là, percorso in 14,7. Sono 3 cavalli, anzi 4 praticamente a ventaglio, con Rivellino ancora in vantaggio su Naldo Benal che ora ha pigiato sull'acceleratore, poi Severino, poi arriva anche Stargriff Italia, ultima curva passata in 15,4, retta d'arrivo, si arrende Rivellino, passa Naldo Benal che deve fronteggiare l'attacco portatogli da Severino, al largo di tutti Stargriff Italia e sul palo Severino e Stargriff Italia. Poi Naldo Benal e Uranio MDM, da rivedere la retta d'arrivo. Ci è sembrato che Severino con Marco Stefani abbia conservato un leggerissimo vantaggio sull'allieva di Roberto Andreghetti. Rivediamo con Naldo Benal che viene superato da Severino, poi al largo Stargriff Italia con Roberto Andreghetti. Vediamo sul palo probabilmente Severino si difende, vince davanti a Stargriff Italia per il terzo, forse ancora Naldo Benal su Uranio MDM, poi c'è foto anche per il quinto con Potter Jet, ma aspettiamo il giudice d'arrivo che almeno per diverse posizioni, ci sono posizioni importanti anche per l'attribuzione dei punti del Super Frustino, sono molto vicine. Comunque Marco Stefani mette una seria ipoteca a questa serata con altri 10 punti, già ne aveva 13, quindi si porta a 23, ma lo stesso Roberto Andreghetti con 5 va a 20, quindi sono in vantaggio Marco Stefani e Roberto Andreghetti, però c'è piazzato anche Marco Volpato, quindi la situazione è ancora molto da vedere. Attendiamo il giudizio del giudice d'arrivo anche per l'attribuzione dei punti. Comunque la vittoria per Severino, Marco Stefani, Giuseppe Citarella al doppio in serata per la scuderia Michales. La quota al totalizzatore